Bella raga, c'è tutto il comendone veneziano, finalmente torniamo al Penzo, ma fiori no, se piove mi gira mai. Cioè, no, ho fatto 4 partite con questa, abbonamento, ciao proprio. Vabbè dai, ho finanziato il mercato del Venezia e finalmente siamo qua per Venezia-Padova, siamo primi in classifica, siamo una col Monza, è dura. Diciamo che sì, il pregio con la Sampdoria ci sta, perché è stata una partita un po' così, ci siamo mangiati un po' di gol, però adesso dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti per stare tranquilli e cercare di, se possibile, allungare sulla terza. Dopo avere i primi e secondi, sì, cioè, primo è più bello ovviamente, però che secondi va bene, l'importante è, come si dice, conquistare la promozione diretta. Ce lo meritiamo, siamo comunque i più forti, cioè, l'hanno dimostrato, cacchio. E niente, però il tempo non promette niente di meraviglioso, speriamo bene. Adesso andiamo alla nostra solita fermata, vediamo anche di mangiare qualcosa appena finito di lavorare. Ora so copà, purtroppo quest'anno tra matrimonio e inizio stagione, dopo che con l'inverno sinceramente faccio fatica con la schiena, star fermo d'ore, dopo saltare e tutto quanto, i pavimenti che hanno fatto perdere 2 partite, cioè, purtroppo questa è la realtà. Questa è appunto la 4ª partita, abbonamento un po' buttato via, però dai, pazienza. Qua ricordo sempre che siamo a Tronchetto, non a Venezia, cioè Venezia è un'altra cosa. E niente, adesso abbiamo le 18:15, abbiamo la navetta e mangiamo qualcosa e poi Derbone, Venezia-Padova. Da quello che ho capito i tifosi del Padova non ci sono, quindi boh, sempre un po' così, sempre è brutto, perché alla fine è bello insomma tifare, presi in giro, sempre nella correttezza, tutto quanto, però così insomma perde un po' l'atmosfera del derby, appunto. Il cielo è anche bello, un cielo nel senso dai colori curiosi, però se piove mi girano i maroni. Ma è già arrivata la navetta? Sembra un po' strano. L'orologio sì, adesso vediamo, ma non credo sinceramente. Freschetto comunque, vado a stadio, tac, tutto sempre caldo, oggi freddo, mocario, speriamo bene per la schiena, sembra di sì però, speriamo che ne sia dopo, perché sennò, ma alle 18:15, panico, subito panico. Siamo qua però, adesso sento anche King George per capire la situazione. Però sembra questa la navetta, sotto sono 2 comunque. Sta arrivando la seconda, no, quanta gente oggi, comunque non è prevista pioggia, però quel cielo là non è simpatico, speriamo bene. Seconda navetta, King in autobus. Ragazzi, dopo 3 anni, 2 mesi, 15 giorni, finalmente la pappa prepartita allo stadio, veramente un casino. Raga, ci siamo, adesso non sono con gli occhiali per non scaricarli. Il Venezia Football Club chiede a tutti gli spettatori di non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogan o effettuare cori, espressioni di violenza, di discriminazione razziale o territoriale. Con il numero 3, Joel! Con il numero 5, Ripiano! Con il numero 6, Gianluca! Con il numero 8, Izza! Con il numero 10, John! Con il numero 18, Edwin! Con il numero 29, Leon! Con il numero 30, il Gioticano, Michel! Con il numero 33, Marin!
A disposizione. 35 hai detto, vecchio. 35 tifosi. Guarda che bella. Voglio fare che lavoro ha. È la mascotte della squadra. Marco. Come? Vabbè, giusto, vabbè, giustamente. Marco, come vedi? Beh. Puoi andare a fare la mascotte. Benissimo. Vai, Fioi! Mamma! Fioi! Oh Vecchio, basta divieti per il calcio. Giusto popolare. Marchetto torna allo stadio dopo mesi e piove. Porca, sì, assassito va. Vai! Vai! No! Venezia! Ma non podemos chavarci il gol dopo 30 secondi. Vai! 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 Fallo! Vai cazzo! Sì. Dai, dai che arriva. Marchino c'ha. Ciao, ovvio. Vai! 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 No! No! Al manco specchio della porta, cazzo, che spo. Dai! 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 Se me lo podemos chavarse tutti i figli. Che tirare massa piano però, cioè. Dai, bel cross, dai! Poi battiamo! E ora? Vai! Gol! 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 Sì!
Raga, finisce il primo tempo, dai, bene per il gol, ma dobbiamo chiuderla, tanto va bene così. Ci becchiamo per il secondo tempo. Beh, ovvio. Vai Fioi! Non ci credo, che stai registrando con questo, non ci credo! Non ci credo! Oh! Grande Busio! Vai! E 3-0! Gli occhiali non danno, non capisco il perché poi. Sono carichi, mi dà un problema, non riesco a capire perché, c'è troppo casino. Fioi, Occio. Busio, grande Busio. Vai! Pecca. Tira! No, cazzo! Bravo! È finita! 3-1!
Grande derby vinto e si gode, raga, grande vittoria. Palermo pareggiato, Monza adesso vediamo. Bene, sono 3 punti fondamentali. Poi contro il Padova, derby, godo. Raga, saluto il comandone veneziano, ci becchiamo alla prossima partita. Ciao! Raga, scusate, il Monza ha pareggiato, sentite il coro. Neva, capolista se ne va. Raga, un saluto dal comandone. Ciao!